Amici di Sportisti appassionati di calcio dilettantistico, ben trovati allo stadio comunale di Villarosa per la gara tra il Villarosa e il Geraci, valida per il ritorno ai quarti di finale di Coppa Sicilia di prima categoria. Tante cose si affrontano anche due squadre che primeggiano nel rispettivo girone, però sia il girone C di prima categoria, il Geraci che 3 giorni fa ha festeggiato il ritorno in promozione dopo una cavalcata entusiasmante da parte dei ragazzi guidati da Marco Mineo, di fronte il Villarosa che invece è secondo in classifica e che lotterà all'ultima giornata per mantenere appunto la seconda posizione, che vuol dire avere un vantaggio non indifferente in ottica playoff per quanto riguarda soprattutto il fattore campo. Le squadre sono pronte per scendere in campo agli ordini del signor Salvatore Contraffatto della sezione arbitrale di Catania, con il primo pallone che verrà messo in gioco proprio dalla squadra guidata da mister Marco Mineo. Geraci che attaccherà da destra a sinistra nel nostro punto di visione, con maglia blaugrana, pantaloncini e calzettoni blu, dall'altra parte maglia bianca con inserti blu, calzoncini e calzettoni neri per il Villarosa di mister Folisi. Senza aprire una partita. Pronto ormai per l'inizio della gara, si attende soltanto il cenno da parte del direttore di gara, qualche piccolo problema alla rete alle spalle, che verrà difesa nel primo tempo da Amico, che è l'estremo difensore titolare del Villarosa. Sembra almeno apparentemente tutto risolto prima di poter dare il segnale di apertura di questa partita. Inevitabilmente un po' di ritardo con il direttore di gara che sembra aver messo tutto a posto. Siamo dunque pronti per questa sfida. Vengono invitati i giocatori del Geraci a togliere le maglie dalla struttura della panchina e poi finalmente si può cominciare col primo pallone che verrà messo in gioco dalla Mantia, uno dei giocatori di punta, i giocatori più rappresentativi della formazione blaugrana, della formazione madonita. Andiamo allora con le formazioni, visto che si temporeggia ancora qualche minuto, con Amico in porta con numero 1 per il Villarosa, poi con numero 3 Laudani, numero 4 Ferrara, numero 7 Cava, numero 8 Di Salvo, numero 9 Bangura, numero 11 Cordaro, numero 13 Camarano, numero 11 Cimino, numero 15 Mardi, numero 18 Lodico. Per il Geraci in porta c'è Corradino, poi con numero 2 Saidi, con numero 3 Aversa, numero 4 Pecoraro, numero 5 Arena, numero 21 Piazzese, mentre inizia in questo istante la partita con però il gioco che dovrà essere fatto ripartire. Inizia adesso Villarosa Geraci col primo pallone messo in fallo laterale a completare la formazione della compagine ospite, con numero 7 Tommasello, con numero 8 Lamantia, numero 9 Velardi, numero 10 Muro, numero 11 Conate. Proprio Conate che prova a ricevere il pallone spalla alla porta, viene fermato, c'è quel fischio in favore di Cimino e allora calcio di punizione per il Villarosa. Pallone rimesso subito in gioco con Di Salvo, passaggio centrale, poi ancora si gioca proprio sotto la nostra postazione con il rilancio da parte di Cimino, anticipato Cordaro e allora Murò mette giù il pallone, appoggia su Saidi pressato da Bangura che per poco non gli porta via il pallone. Ricordo che all'andata al comunale di Geraci la partita è finita 2-1 in favore degli ospiti, mentre attenzione all'attacco da parte di Conate. Conate prova a convergere ancora, Conate la palla sul destro senza problemi. Intervento che è di Matraxia, non di Amico,
portiere titolare, maglia numero 12 per lui. Quindi prima correzione, scusiamo con chi ci sta seguendo. Piazzese controlla, poi porta avanti il pallone, la Mantia. Ricordo anche i precedenti in campionato tra queste due squadre che sono già affrontate, ricordiamo gli ultimi 90 minuti del campionato per entrambe. Sarà l'ultima giornata di festa per il Geraci, mentre sarà giornata fondamentale per il Villarosa che vuole a tutti i costi il secondo posto in classifica. Attenzione intanto alla parte di Cava sulla sinistra, preso da Saidi. Ancora Cava, scambio con Bangura, lungo il pallone di ritorno. Si riparte dal fondo, si riparte con il pallone a disposizione di Corradino. Con calma rimette in gioco il pallone. Il Geraci che ovviamente gioca con i favori del pronostico. Sia per la posizione di classifica sia perché comunque parte con il singolo gol di vantaggio che può fare tutta la differenza del mondo. Attenzione intanto alla giocata tentata da Cordaro, che però non può arrivare sul pallone. Chiazzese la calcia in avanti, c'è il controllo che non riesce a Tomassello. La giocata intanto larga per Cimino che innesca Bangura, zona tiro Bangura, non colpisce bene, la palla finisce docile dalle parti di Corradino. Fa salire i compagni, il portiere del Geraci, campo molto piccolo, quello di Villarosa, un paio di chilometri fuori dal centro abitato del comune in provincia di Enna. Qui intanto un po' timido nell'uscita Matraxia che fa arrivare il pallone, c'è il fallo di Konate, il conseguente calcio di punizione in favore della formazione guidata da mister Mario Folisi. Rinvio proprio il numero 12, il pallone colpito di testa da Lodico, messo un po' in difficoltà qui i compagni. Allora attenzione a Velardi che uncina col sinistro, palla fuori, prova ad accendersi subito Claudio Velardi, altro giocatore tornato in Blaugrana per cercare di riportare la squadra laddove è stata in passato, anche con la sua presenza in campo. Ricordiamo Geraci che nell'estate del 2020 ha rinunciato alla presenza al campionato di eccellenza ed è ripartito quest'anno dalla prima categoria. Di Konate ai danni di Lodico, calcio di punizione, ha subito a chiedere scusa il numero 11 del Geraci. Ricordo che con la squadra oltre a Velardi c'era anche Capitan Chiazza, palla subito messa verso il centro dell'area di rigore, c'è l'anticipo da parte di Pecoraro, occhio intanto al lancio dall'altra parte per Velardi, esce questa volta con coraggio Matraxia, passò il pallone, lo serve a Camara, eccolo Camara che ha ricevuto da Mardi, intervento di Velardi regolare. Allora si riparte da Ferrara che appoggia a Matraxia, lancia in avanti, cerca di far scorrere il pallone Lodico e ci riesce. Ancora Lodico, l'appoggio centrale per Bangura, che l'incontro riceve Cava che ha tagliato il campo, viene fermato però da Murò, poi prova a tornare Cava e c'è il fallo da parte di Pecoraro che chiama subito l'attenzione della panchina. Problema alla mano sinistra per il numero 7 Moricava. Allora subito intervento dello staff medico e della panchina del Villarosa. Ne approfitto per elencare anche le due panchine, partendo da quella proprio del Villarosa che ha il secondo portiere, in questo caso Amico, poi Greco, Mattia Folisi, Davò, Cocimano, Alessio Folisi, Sollima, Livolzi e Rape. Dall'altra parte a disposizione per mister Mineo ci sono il secondo portiere d'Aquila, poi Castella, Manno, Sisei, Lo Cicero, Pirrotta, Graziano, Conoscenti e Caponnetto. Si è rialzato intanto Camara. Con l'applauso da parte del pubblico di Villarosa
e il calcio di punizione per Andrea Di Salvo. Spostati! È una rincorsa abbastanza lunga. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Di Salvo arretrata rispetto all'area di rigore, poi Tomassello le sbaglia il tocco, la palla che esce in fallo laterale, mentre è rientrato per fortuna Camarà. Si gioca Bangura, Salvo ancora per Bangura in proiezione difensiva, cerca la giocata corta, la trova per Di Salvo che poi si appoggia a Laudani. Mardi in incontro Di Salvo, il pallone ancora per Laudani, avanza il numero 3 in maglia bianca che lancia lungo, allontana Chiazzese sui piedi, almeno così voleva, di Alberto Arena, uno dei fedelissimi di Mister Mineo, con lui anche Pippo Pecoraro, un altro giocatore che Mineo ha avuto in particolare a Bagheria nella sua lunga militanza nella formazione bagherese. Bangura riesce a girarsi su Arena che lo ferma senza commettere fallo, poi riceve da Konate. Arena, Velardi si è smarcato, ma spesso qua non viene fermato. Da parte di Cimino, ancora Cimino va all'1 contro 1, riesce a passare, c'è fallo da parte di Muro, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Villarosa, che ha iniziato bene la partita, chiaramente spinto dalla necessità di segnare un gol per riequilibrare le sorti di questo doppio confronto. Ricordiamo che non vige, almeno in Coppa Sicilia di prima categoria, o meglio vige ancora il gol in trasferta, quindi segnare un gol adesso per la squadra di Mister Polisi vorrebbe dire mettersi in una posizione di grande vantaggio, visto che a quel punto il Geraci dovrebbe spingersi in avanti. Di Salvo sul pallone, con lui anche Cimino. Se ne va Cimino e allora Di Salvo sul punto di battuta. La palla che arriva in area di rigore, lunga per tutti, c'è Bangura sul secondo palo per il controcross, preferisce metterla giù. Bangura, 1 contro 1, adesso mette al centro, la palla però esce dal campo. Allora si ripartirà dal fondo con Corradino. Rinvio il numero 1 del Geraci, la palla che arriva a centrocampo, prova a colpire senza successo la Mantia, gli dà una mano a Tomassello, poi in avanti Saidi, ma c'è l'intercetto da parte di Laudani. Arena in profondità sulla corsa di Tomassello, l'anticipo da parte di Mardi anche sul suo portiere. Allora primo calcio d'angolo della partita in favore del Geraci. Calcio d'angolo che verrà battuto da Leonardo Tomassello. In area in 6 del Geraci parte la battuta primo palo, messa fuori da Di Salvo con la palla che esce ancora dal campo. Allora secondo corner in fila per il Geraci. Questa volta va Versa, la battuta ancora sul primo palo, colpo di testa e la sfera che si perde fuori. Ha colpito Pecoraro, palla che è uscita di nulla. Palla in avanti, cerca Bangura di arrivare e arriva.
però il passaggio è sbagliato. Konate può avanzare, la palla scaricata sul muro, fino all'arbitro fischia un fallo da parte di Capitan Cordaro. Calcio di punizione per il Geraci con Giovanni Murò che lascia l'incombenza a Pecoraro che sbaglia. Tocco cercato per Caba all'indirizzo di Cordaro che viene anticipato, poi l'ottimo recupero del pallone ancora da parte delle numero 7 che scambia con Pangura, ancora l'avanzata con lo scarico di Cordaro per Pangura che può avanzare. Cimino anticipato anche da Lodico che forse gli toglie il tempo di gioco, poi Lodico cerca la palla per Sargento, esce male dal suo piede destro, la palla si perde oltre la linea di fondo. Buona Tony! Nuovamente Corradino lo dà a fondo. Come vedete il risultato di 0-0, quello della gara in corso, mentre l'1-2 che vedete sulla destra è il risultato di quello che viene chiamato aggregate, ovvero sia il complesso della gara di andata giocata a Geraci e i primi 13 minuti del match attualmente in corso che state vedendo in esclusiva con le telecamere di Sportissimi. Chiazzese riceve da Pecoraro, palla lunga a cercare Velardi che riesce a fare da sponda, però non c'è nessuno a dargli una mano, allora di Salvo, avanzata di Camarà, anzi di Pangura, fermato però, allora Saidi fa partire Tomassello a destra, Velardi prova a controllare, viene fermato, allora punizione per il Geraci. Già battuta la punizione su Arena converge, tanto un avversario non il secondo, si tratta di Cimino che però perde palla, allora ancora Arena con esperienza propone al centro, Velardi spalla alla porta, può provare a girarsi, ancora Velardi la tiene, la virata di Velardi, fermato, allora attenzione perché la palla è buona per la mano, fermato anche lui. Saidi, conclusione, ribattuta, doppia deviazione per allontana Camarà, però ancora palla buona per il Geraci. Chiazzese, c'è a terra Saidi, allora ferma il gioco l'arbitro, mette fuori il pallone Capitan Chiazzese. A terra anche Lodico dall'altra parte, qualche metro più a destra. Si rialzano entrambi, allora si riparte col fallo laterale con Camarà che restituisce palla agli avversari. Corradino può andare al rinvio, palla lunga del portiere del Geraci, anche molto alta, arriva dalle parti di Velardi che controlla, Velardi cerca di controllare, palla sul sinistro ribattuto, alimenta l'azione Lavantia, Arena, l'aggancio di Arena inseguito da un paio di avversari, poi mette al centro il pallone, Velardi anticipato da Marti, poi ancora Murò per il Geraci, Saidi, spalle alla porta, viene fermato fallosamente da Cava. Calcio di punizione per il Geraci. Sul pallone c'è Murò con ancora una volta 6 elementi del Geraci in area di rigore. Si allontana adesso Arena, fischia l'arbitro, la battuta dentro, il colpo di testa all'indirizzo di Velardi che va giù, commette fallo, scivolando, commette fallo su Laudani. Sono rimasti giù entrambi, scontro duro 3-2.
Il calcio di punizione comunque per il Villarosa, con il rinvio di Matraxia. Spiove verso il centrocampo il pallone, il controllo tentato ma non riuscito a Caba. Poi Tomassello, Muro lascia scorrere per Pecoraro. Pecoraro lancia sulla corsa di Konate, inseguito da Lodico, la palla rimane in campo, Lodico la mette fuori. Oltre la linea laterale rimessa per il Geraci, arriva al piccolo trotto Aversa, mentre effettua il primo cambio mister Marco Mineo. Intanto non ce la fa Saidi, allora al suo posto in campo Francesco Caponnetto. Con Konate che si è abbassato da terzino destro. Scelta offensiva dettata anche dagli uomini a disposizione per mister Mineo, che va al fallo laterale con Aversa che cerca proprio il nuovo entrato Caponnetto, prova a passare, lo ferma Lodico. Il controllo a seguire da parte di Bangura. Laudani in qualche modo allontana ma svirgola, poi la palla cade a centrocampo dove c'è Camara che cerca di passare. Arena subisce il fallo da parte di Camara. Punizione per il Geraci nella metà campo avversaria. La battuta della punizione con Muro direttamente verso Velardi, che per poco non arriva, la palla esce di poco. Attenzione alla palla che rimane lì con Velardi che la insegue, Mardi in anticipo su di lui. Fallo laterale per il Villarosa, che ha rischiato su questa punizione battuta in maniera velenosa da Muro. Velardi è riuscito a metterci il piede, come spesso è capitato quest'anno. 17 gol stagionali per l'attaccante che l'anno scorso ha giocato anche con la maglia dell'Oratorio Marineo in eccellenza. Intanto attenzione al movimento di Cimino che taglia un i giocatori, anche il pubblico difende il bianco-blu. Intanto l'anticipo di Muro, la palla rimane in campo, poi invece esce dal lato lungo per una rimessa in favore del Geraci. Qui la chiusura di Lodico, fallo commesso ai danni di Caponnetto. Calcio di punizione sul quale c'è Muro. Piazzese. Proteste piuttosto vibranti da parte del pubblico qui presente in tribuna. Di Salvo. Bangura, spalla alla porta, appoggia, poi Cadi, appoggio verso Cordaro, cerca di passare ora Cordaro. Qui la palla recuperata da Cimino. Può avanzare Cimino. Cordaro. L'arbitro fischia calcio di punizione, le proteste da parte di Cordaro e da parte di Cimino. Tanto qui arriva anche un provvedimento rosso per l'allenatore mister Folisi.
proteste ancora vibranti da parte del tecnico della formazione di casa. Prima che si accende. Quando andiamo giù un conto a banda che ci asciughiamo! Quando andiamo giù un conto a banda che arbitro, sei un cornuto! Mister Mineo che porre un po' di Guarda calma come tagliamo sul conto a ridere! del tecnico della panchina del Villarosa. Mentre abbiamo alla metà del primo tempo il parziale è sempre di 0-0. E vaccate di scarpetti, miserabili! Si riprende dunque con la punizione tanto contestata dal pubblico, anche dal tecnico, con Piazzese in avanti, anzi trattava di Pecoraro, palla verso Velardi che non arriva, allora Laudani in avanti dove c'è Arena può avanzare, il tocco per Velardi che non controlla bene e allora arriva Caba prima di lui, ancora Caba contrastato da Velardi, cerca di tenere il fallo in favore del Villarosa, il fallo del numero 9 Blaugrana. E Mardi che può battere il calcio di punizione in favore della sua squadra, proprio davanti alla panchina avversaria. Palla lunga a cercare Cimino che la controlla in qualche modo, poi anticipato Camarà, l'arbitro fischia calcio di punizione, il contatto falloso su Muro. Torna Camarà! Il calcio di punizione verrà battuto da Filippo Pecoraro. Palla lunga, cercato Velardi che in qualche modo tocca ma non controlla. Allora Matraxia con calma può fare suo il pallone. Rinvio del numero 12 cercato Cava che non arriva, poi Ferrara in avanti con il controllo da parte di Pecoraro, quel colpo di testa, il fallo di mano, il tentativo da parte di Bangura. Calcio di punizione ancora con Di Salvo sul punto di battuta. Sale anche Ferrara e salito anche l'altro centrale Laudani. Calcio di punizione che arriva nel cuore dell'area, uscita da parte di Corradino sulla testa di Camarà. Poi il colpo di testa adesso di Velardi per la Mantia che tocca in avanti per Velardi, contropiede Geraci, Velardi evita Mardi, Velardi nella di rigore, Velardi, la palla alta sopra la traversa, occasionissima per Claudio Velardi. Rimasto anche a terra, rimasto giù anche Lodico. Seconda occasione per il goleador Blaugrana che ha sfiorato il bersaglio grosso. Si rimane sullo 0-0. Il canovaccio della partita appare abbastanza chiaro. Villarosa a cercare di fare la partita per andare a fare gol e Geraci che cerca di colpire in ripartenza con le sue frecce. Palla lunga intanto
il colpo di testa da parte di Aversa, inseguito adesso dall'intervento da parte di Cordaro che recupera palla. Cordaro fermato, attenzione qui alla giocata, il fallo fuori dall'area di rigore, quindi comunque in radiocronaca fallo di Chiazzese, di Pecoraro ai danni di Cimino. Mio figlio finisce la partita, sta proprio a capo della chiesa. Già mi ha portato. Tanto situazione che sia un po' placata. Con Di Salvo sul punto di calcio di punizione per il Villarosa, con Di Salvo sul punto di battuta, anche Cordaro che la sistema. C'è il fischio, Di Salvo o Cimino? Dei Cimino sulla barriera, ancora il numero 14 che se la sistema per andare sul fondo, mette al centro il pallone, palla che rimane lì, Camarano la tocca, poi Di Salvo la ripropone e Corradino la fa sua e la rilancia subito, anche perché c'è Velardi dall'altra parte. Velardi con l'uscita di Matraxia di testa, accolto con un'ovazione l'intervento in uscita di testa, ben fuori dall'area di rigore del numero 12. Fatto sta che sul ribaltamento precedente il Villarosa ha creato i presupposti per far qualcosa di buono, senza però riuscirci. Qui intanto prova ad andare via Caponnetto, il fallo te lo dico, e calcio di punizione per il Geraci, fallo ingenuo da parte di Antonino lo dico. C'è un calcio di punizione dunque con Murò sul punto di battuta. Vuole un po' di protezione sul primo palo, amico, con 3 elementi a comporre la barriera. Geraci che si porta in area con 6 giocatori, tutto chiuso invece il Villarosa. C'è il fischio. Parte Murò, cerca proprio il primo palo, c'è però il muro a colpire, poi il cross smanacciato dall'amico a mettere fuori Caponnetto, inseguito da Caba, riesce ad andare via Caponnetto che propone il cross, la palla rimane in campo, Ferrara affrontato con un calcio di punizione affidato al Villarosa. Mezz'ora nel corso del primo tempo. Intanto il servizio per Konate, prova ad andare via dall'altra parte Capa, viene però fermato. Camara, Mardi col dribbling su Velardi, riesce ad appoggiare per Di Salvo. Bangura va via, tocca largo a sinistra, palla in profondità per la corsa di Cordaro, anticipato il calcio d'angolo per il Villarosa con Cordaro che si è inserito. E Di Salvo che va dalla bandierina. La battuta sul secondo palo, colpo di testa di Ferrara, pallone che rimane lì, allontana Pecoraro, poi il tentativo di Cimino, ribattuto ancora Di Salvo che arriva, mette al centro, la palla ancora nel cuore dell'area, si lotta, poi c'è il tentativo piazzato, il colpo di testa e la palla che viene parata da Caponnetto, che è un gol giocatore del Villarosa. Non è di questo avviso l'arbitro, un po' di confusione
mentre si continua a giocare. Velardi, l'intervento di Mardi, si accende la partita qui a Villarosa. Di Salvo controlla contro Murò, cerca di andargli via Di Salvo, la calciatura di punizione, giallo per Murò. Ma situazione incandescente nell'area del Geraci qualche secondo fa. Quando è andato veramente vicino al gol, se non ho visto male, Ferrara nel contrasto aereo che stava per mettere in crisi la difesa blaugrana. Calcio di punizione intanto, superata la mezz'ora, già da quasi 2 minuti. Ed è Di Salvo, un altro calcio piazzato. Pallone che spiova ancora in area, colpo di testa tra le braccia di Corradino. È andato, se non ho visto male, Cimino. Ma la palla è stata bloccata. Si è rialzato Cimino, si ripartirà con il rilancio. Avrà effettuato ancora dal portiere Corradino, questa volta più semplice la parata rispetto al tentativo precedente. Corradino che va lungo verso la metà campo. L'intervento di Cimino, poi Aversa, lancia lontano, di testa Laudani, prova a tenere la Laudani con il calcio in avanti. Cordaro la controlla, sempre Cordaro, prova ad andare, la palla rimane in campo. Allora servizio centrale per Mangura ancora in avanti, intervento su Camara che va a sbattere addosso a Pecoraro. La palla viene poi controllata da Corradino. Corradino al rinvio. Palla lunga ancora dalle parti di Velardi e di Caponnetto. Alla meglio lo dico su entrambi. Poi allontana Camarà. Il controllo da parte di Cimino. Poi Cordaro fermato da Chiazzese che allontana il pallone. Mardi controlla, mette giù e poi tocca centrale. Scambio con Camarà che non si chiude, fallo di mano di Lamantia. Punizione Villarosa. Cimino distratto in questa circostanza. La palla viene messa in fallo laterale. Un po' di tensione tra Cimino e Caponnetto. Ancora proteste. Il fallo laterale che verrà battuto dal Geraci. La battuta di Aversa, lunga, colpo di testa di Lodico, poi allontana Murò, pallone in avanti verso Caponnetto che avanza per un'uscita comoda di Amico. Amico che fa salire i compagni, sarà rinvio lungo per lui, palla che supera abbondantemente il centrocampo. Cordaro anticipato da Pecoraro,
poi Di Salvo sventaglia sulla sinistra per la corsa di Caba, c'è però Konate in anticipo, Konate anche rischiando un po', poi liscia il pallone, attenzione a Bangura che può mettere al centro, diventa un tiro con la palla che si perde fuori. E altra occasione sprecata dal Villarosa. Da Corradino dal fondo, Pecoraro che penalizza il suo compagno, autore di un errore. Il lancio di Corradino, prolunga Konate, poi stacca bene Camarato, per Bangura fermato da Muro col fallo. Punizione per il numero 8 in maglia bianca che fa salire i compagni, rimane vedente il solo Mardi a protezione, sale Laudani, non sale Ferrara. Mano dietro! Il direttore di gara controlla i contatti. La battuta da parte di Di Salvo verso l'area di rigore, il colpo di testa di Cordaro, Peccinino segna ma a gioco fermo, fuori gioco da parte del numero 14 del Villarosa e attacco per sfumo. Il gioco che sembrava esserci oggettivamente, poco da dire in questo caso. Corradino va a battere la punizione oltre il centrocampo, a cercare ancora Velardi, la palla sbatte su di lui che ha commesso fallo su Laudani, calcio di punizione. La battuta lunga di Salvo, allontana, versa direttamente in fallo laterale. Lo dico, in avanti Di Salvo di prima, cerca Cimino, lo trova, Cimino in avanti, Cimino poi da qui in poi diventa come sempre radiocronaca, visto che non riusciamo a vedere. Sarà fallo laterale, almeno questa è l'interpretazione, con la palla che arriva sul fondo, rimessa per il Geraci, almeno così sembra. Non la vedi? Rimessa in avanti, poi c'è il colpo di testa di Camarà che scambia aereo con Cordaro, una palla che diventa buona, l'arbitro fischia in favore del numero 13 del Villarosa, un interessantissimo calcio di punizione, praticamente a 1 metro dall'area di rigore. Anzi qualcosa in meno in realtà, ha rischiato molto qui. L'autore del fallo, che se non ho visto male è stato Pecoraro. Sul pallone ancora loro due, Di Salvo e Cimino. Barriera composta da 4 uomini, Corradino vuole vedere partire il pallone. Il fischio che arriva adesso, parte Cimino a giro, colpisce la barriera in pieno. Poi arriva il solito Velardi, fermato da Mardi però. Poi Cimino, scambiano i due. Fallo, sono due! La palla allontanata da Muro in fallo laterale. Cimino alleggerisce su Ferrara, lancio lungo, controllo da parte di Caba che riesce a liberarsi, allarga sulla destra, Cimino lascia correre, che arriva con un treno, lo dico dall'altra parte, ancora lo dico, la palla non passa però. Poi Caponnetto fermato col fallo e col cartellino giallo per Cimino.
Rimasto a terra Caponnetto, che ha subito il fallo di Cimino, quindi giallo anche per Leandro Cimino. Secondo ammonito del match, ricordo Murò in precedenza ha ricevuto lo stesso trattamento dal signor contraffatto di Catania. Ancora a terra Caponnetto. Ora cambia, dai! Si riprende con Caponnetto che va a bordo campo e con la punizione battuta da Capitan Pecoraro, palla che arriva dalle parti di Velardi, anticipato dall'intervento di Camera, risalto, viene fermato poi dall'intervento di Lamentino, ancora di salvo, rimasto giù Velardi, allora la mette fuori il numero 8. Oggi giusto il biglietto. Dai, ma non lo fai. Si rialza Claudio Velardi che fa vedere all'arbitro il segno del contatto con Camarà. La battuta del fallo laterale intanto con la Mantia che allontana, restituisce palla agli avversari, con Amico che mette in gioco per Mardi. Lungo linea l'anticipo di Konate, ancora Mardi sul pallone, pressato il terzino sinistro di Mister Folisi che subisce fallo da Tomasello. C'è la battuta da parte di Mardi, ci arriva per primo la Mantia. La Mantia ha contatto con il Camarà che lo costringe a tornare sui suoi passi, poi anche raddoppiato da Bangura. Caponnetto, male, la palla che finisce fuori. Ancora Caponnetto su Di Salvo. L'arbitro che indica 3 minuti di recupero. Camarà, lancio lungo di testa con Calma Chiazzese, poi Arena, mette giù il lancio dove però non ci sono compagni da servire. C'è Lodico che viene pressato da Tomasello, il dribbling da parte di Lodico, Di Salvo, Bangura, contrasto con Arena e fallo del numero 5. Calcio di punizione battuto all'indirizzo di Lodico. Lodico, il cross che non esce bene dal suo piede, la palla però spiove! Vantaggio da parte del Villarosa con Lodico che si è inventato questo cross, che è diventato un tiro e passa a condurre il Villarosa proprio nel finale. Il primo tempo incredibile, con la rete che adesso riequilibra anche il punteggio complessivo. 2-2 adesso, è partita tutta da scrivere in questo finale. In virtù del gol in trasferta diventa pesante ancora di più di questo segnato da Lodico. Sarebbe il Villarosa ad andare in semifinale. Vediamo adesso il finale di questo primo tempo con ancora 2 minuti da giocare.
lancio lungo, la lascia scorrere Laudani perché non c'è nessuno dietro di sé. E allora diventa buona per Amico. Amico va lungo di testa chiazzese, poi Velardi cerca di passare, arriva Muro che calcia lontano colpendo Bangura, poi la lascia Velardi, il fallo su Camarà. Cercare Cimino, il colpo di testa all'indietro, Cornadino, la sua la sfera, stanno per scadere i 3 di recupero con la palla lunga verso Velardi, ultima chance per il Geraci, colpo di testa di Ferrara, poi Laudani colpisce, la palla finisce fuori, rimessa a Villarosa, il direttore di gara che inizia a guardare il cronometro e basta così per lui, finisce il primo tempo 1-0 per il Villarosa sul Geraci. Decide per il momento il gol di Lodi con la sua parabola strana ma vincente su un cross al 45esimo, ed è anche il gol che per il momento sta regalando la semifinale al Villarosa. Torniamo per la ripresa.
Rientriamo in cronaca tra Villarosa e Geraci, primo tempo che si chiude solo 1-0 in favore dei padroni di casa col gol realizzato da Lodico proprio allo scadere della prima frazione, un cross che è diventato un tiro e che si è insaccato sotto la traversa con Corradino battuto. Non dovrebbero esserci stati cambi da entrambe le parti, con il direttore di gara che sta cercando anche di sistemare la situazione a livello disciplinare, un po' di tensione a fine primo tempo dopo l'uscita delle due squadre dal terreno di gioco. Da segnalare, dunque si riparte con gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo. Ricordo che c'è già stato un cambio nel Geraci, così l'uscita di Saidi e l'ingresso di Caponnetto al suo posto. Manca solo il segnale di avvio da parte del direttore di gara. Con il secondo tempo che inizia in questo istante col primo pallone per il Villarosa. Attenzione alla corsa da parte di Cava, scusate, fermato in fallo laterale. Ricordiamo che in virtù di questo risultato il Villarosa che ottiene il passo per la semifinale, visto che all'andata ha vinto 2-1 sul campo del Geraci. Fallo laterale ancora per la squadra di casa con Mardi. Controllo, spalla alla porta di Bangura che cerca ancora rifugio in Mardi. Il suo cross, la palla che viene messa fuori, Camarà col tiro respinto. Lo dico, allarga su Cimino che controlla, riesce ad andare via da Versa e mette anche in mezzo Corradino. Pallone. Parte corto su Piazzese, troppo per Conate, poi il controllo non è perfetto e allora Cava mette il pallone in guadagno, un fallo laterale, battuta da Mardi. Bangura a liberarsi e avere fermato dall'intervento di Tomasello, poi Caponnetto rischia qualcosa, l'intervento sul muro da parte di Camarà. Calcio di punizione. Sono rimasti giù entrambi, il fallo l'ha commesso Camarà secondo il direttore di gara. A terra il numero 13 Brahima Camarà. Ricordo che a disposizione del Villarosa ci sono il secondo portiere Matazia, poi Greco, Mattia Polisi, Dabo, Cocimano, Alessio Polisi, Solano, Livozzi e Rape. Pertanto nessun cambio commesso dalla formazione di casa, con il pallone che però finisce dalle parti di Tomasello, lontana avanti laterale per il Geraci. Invece il secondo portiere è D'Aquila, poi Castella, Manno, Sisei, Cicero, Pirrotta, Graziano e Conoscenti. Attenzione intanto ad Arena che palleggia, il cross ribattuto in fallo laterale con Conate pronto a battere la rimessa. Con le mani Conate, un colpo di testa da parte di Cava, poi riparte dalle retrovie il Villarosa con questo lancio verso Cordario, troppo lungo per tutti, arriva a Pecoraro che indica l'uscita al suo portiere.
terzo della partita del Geraci. Che fa un bar? S'arroccano tutti. Che fa? La battuta del calcio d'angolo, quella che arriva in area di rigore, giù Pecoraro, poi Arena non riesce a tenere il pallone in campo, quindi fallo laterale in favore del Villarosa. Caponnetto, lancio lungo, poi Piazzese, Arena, profondità, interviene molto bene Mardi, intervento sui danni di Tomasello e famoso calcio di punizione per il Villarosa. Palla lunga intanto, il controllo, poi fallo laterale, riesce a tenere il pallone in campo Tomasello, di testa Muro, di testa Arena, mette giù Tomasello e poi va al lancio, controlla Ferrara senza problemi. Mardi, pressato da Velardi, tocca il pallone, sarà rimessa per il Villarosa. Mardi in avanti, poi Mardi fermato da Velardi, allontana Ferrara, non ci può arrivare Cordaro. Palla giocata da Aversa verso Velardi, Velardi affrontato da Camarà, riesce a tenerla, l'ultimo tocco è di Lodico, fallo laterale per il Geraci. Con le mani Aversa, Velardi, ancora Aversa, prova ad andare, affrontato da Bangura che gli sradica con dai piedi e poi va via anche in collaborazione con Cimino. Bangura lo attende lì Muro, gli porta via il pallone, ancora Bangura, l'arbitro fischia in favore del Prodigy Blaugrana. Piazzese, Conate, passa per vie centrali, poi Arena affrontato, questo fallo Bangura, una calcio di punizione. Calcio di punizione sul pallone Muro. C'è il fischio del direttore di gara, lo scodella verso l'area di rigore, uscita comoda da parte di Amico. Fa salire i compagni l'estremo difensore del Villarosa, batte però sui piedi di Tomasello, giura però di Salvo che cerca di passare, ecco, per Ferrara che poggia su Mardi, poi Di Salvo fermato da Arena, spazza Ferrara e c'è il colpo di testa, poi Conate, Tomasello, poi Muro, il tocco di Lamantia verso Caponnetto, il pantalino contro uno. Caponnetto, il cross, Velardi, la sponda verso Lamantia, l'uscita da parte di Amico. Ed è sarà calcio di punizione.
Stermineo intanto cerca di caricare i suoi giocatori. Amico va lungo, colpo di testa da parte di Camara che poi mette giù. Preso in controtempo Cordaro, la palla viene recuperata da Caponetto. Ancora Camara su di lui, Caponetto lo tiene lontano, poi Aversa, ancora Camara a pensare. Fallo laterale per il Geraci con Aversa. Spalla alla porta Caponetto, poi Velardi che si gira. Velardi in mezzo a due maglie bianche, riesce solo per un attimo a tenerla, poi la tocca per la mantia, la corsa di Caponetto. Prova ad andare sul fondo, Caponetto non la tiene in campo, sarà comunque fallo laterale per i suoi compagni. Con le mani di Pecoraro verso l'area, la tocca Camara, poi ancora si lotta, Arena prova ad arrivare, ancora Arena contro Mardi, sempre Arena sulla linea di fondo, mette al centro, la conclusione, la parata da parte di Amico sul tentativo da parte di Velardi. E nuova chance, la prima in questo secondo tempo. Amico che fa ancora salire i compagni, ovviamente prende tutto il tempo che può. L'estremo difensore del Villarosa che va a lungo, colpo di testa di Piazzese. Poi Cava avanzare il numero 7 del Villarosa, affrontato da Konate che scivolata lo ferma. Arena, palla in avanti, la mantia apparecchia per Murò, il quale allarga su Caponnetto. Aversa attacca molto da quella parte la squadra di Mineo, con il fallo su Caponetto da parte di Camara, sta svariando molto tra le linee di centrocampo e attacco. Qui intanto palla quasi persa da Murò che trova Chiazzese, lancio in avanti lungo per tutti, non vuole farla uscire Amico che vuole il pallone tutto per sé. Chiamali di salvo! Amico che può mettere in gioco il pallone con le mani, altro rilancio, cercato Cordaro che prende il tempo ad Aversa, tocca su Cimino, si propone ancora Cordaro, Cimino prova ad andare da solo, lo ferma la mantia, occhio a Velardi che prova a sgusciare, Velardi anticipa Laudani, Velardi che non fallo di mano Laudani, Velardi affrontato da Ferrara, non c'è nulla secondo l'arbitro, quella palla rimane a disposizione del Geraci con Arena. Arena con il dribbling, ancora Arena, conclusione bloccata da Amico mentre rimane giù Velardi. Velardi protesta con il signor contraffatto di Catania che è il direttore di gara per questa sfida. Sono trascorsi intanto i primi 12 minuti e 45 secondi. Caponetto restituisce il pallone ai suoi avversari. Amico va a ripio lungo, palla che cade a centrocampo, di testa Chiazzese, poi di testa Ferrara, dalle parti di Cava, scambia con Paura, ancora Cava, intervento di Konate, fallo da parte del numero 11 ospite. Non arriva il provvedimento disciplinare contro il numero 11 del Geraci.
Mentre è rimasto giù Caba. Arriva pure. Qui un po' di storie tese ancora con Bangura e Arena. La tombolata. Poi il direttore di gara che sta facendo molta fatica a tenere in ordine la situazione da un fallo, da un contrasto di gioco. Si è creato un parapiglia. È arrivato un cartellino giallo nel periodo non collegato, credo per Cordaro, capitano del Villarosa, che è andato a, anzi era andato a portare un po' di calma tanto si è rialzato Caba, ma c'è un calcio di punizione in favore del Villarosa con Di Salvo sul punto di battuta. Tanto, occhio al calcio di punizione con Di Salvo che propone al centro e la palla che non arriva in rete dopo il tocco da parte di Ferrara, ad un passo dal gol, ad un passo dal raddoppio per Villarosa. E qui ha rischiato di capitolare nuovamente il Geraci, con adesso la pressione e il rilancio a parte di Lugani. Di Salvo, lancio lungo per la corsa di Caba che può andare in 1 contro 1 con Konate. Ancora Caba, questa volta Konate interviene dritto sul pallone, mentre c'è pronto un altro cambio nel Villarosa. Vedremo quando verrà effettuato. C'è il cambio con l'uscita da parte di Caba. Esce Caba, dunque applaudito dal pubblico di Fede Biancoblu. Con l'ingresso in campo al suo posto di Gaetano Cocimano, maglia numero 10 per lui. C'ha 7 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. La battuta con le mani di Mardi, arriva Bangura. Bangura cerca di liberarsi del pallone, poi lo calcia addosso a un avversario, subentra nell'azione Arena che aiuta Konate a liberare, ma c'è ancora Bangura sul pallone. Calcio di punizione per il Villarosa praticamente sulla linea dell'area di rigore, e Konate che sta soffrendo tantissimo le iniziative da parte di prima di Caba, poi di Bangura. C'è il fischio per questo calcio di punizione con Di Salvo. Si è staccato Cocimano, Di Salvo scodella ancora verso il centro, smanaccia Corradino che ha tolto il pallone dalla testa di Camarà, questa volta puntuale il numero 1 Madonita, mentre c'è il numero
numero 13 ancora Camarà a terra. Ci saranno altre 3 liti. Ancora a terra Ibrahima Camarà dopo lo scontro fortuito con il portiere Corradino. Si è rialzato il numero 13 del Villarosa. La palla che verrà rimessa in gioco da Lodico. Il Villarosa che attacca con Cimino. Cimino però non riesce a tenerla. E torna in campo Camarà, quindi si torna in parità numerica. Un cambio per parte fin qui effettuato. Poc'anzi abbiamo visto l'ingresso di Cocimano al posto di Cava. Nel primo tempo c'è stato l'ingresso da parte di Caponnetto al posto di Saidi, che si è fatto male dopo pochi minuti. Lo dico, l'autore del gol che sta dicendo la partita. Poi Di Salvo, scodella in avanti, però ad arrivare Cocimano senza successo. Poi Muro in avanti, facciamo solo maglie bianche per la zona. Di Salvo allarga il colpo di testa di Cordaro, che non può arrivare. La battuta in avanti di Pecoraro, poi la mantia scodella verso Velardi che viene però anticipato. Allora cerca di imbastire ancora il tempo offensivo il Geraci con Caponnetto. La palla è uscita, è toccata lui per ultimo secondo l'arbitro. Ma fatta la merendina, Bordone! È rimessa Villarosa con Lodico. Cordaro fermato, si gioca. Caponetto. Velardi non riesce a farla scorrere. La tiene in mezzo a due. Ancora Velardi fermato da Laudani. Calcio di punizione. Chiazzese. Muro. Pecoraro. Lancio lungo di Pecoraro a cercare Tomasello, anticipa Laudani di testa, poi col tacco Cordaro provano a subentrare nell'azione ancora i giocatori in maglia bianca, ci riescono all'avanzata di Bambura. Bambura riesce ad evitare Pecoraro, poi interviene con Arema, azione viva con Camara, fermato anche Camara, allora si riparte da capo. Ferraro Di Salvo in profondità a cercare la corsa di Cocimano, è in vantaggio su Konate che però usa il fisico e lo manda per le terre, si gioca. Arena di testa di Salvo con la palla che esce in fallo laterale. Chiazzese batte lungo Chiazzese, l'intervento di Mardi, c'è il fallo di Velardi sul terzino sinistro. Sì, ma fa entrare, fallo da dietro. Konate ancora a contrasto con Cocimano, la palla va fuori, sarà rimessa per gli ospiti. Ora fischia. Però ma che sono?
Ci avviciniamo agli ultimi 20 minuti più recupero, con il Villarosa che cerca di serrare le fila per mantenere questo pareggio, che sarebbe un pareggio d'oro ovviamente nel doppio confronto, mentre il Geraci, che ha bisogno di un gol per dare l'assalto quantomeno ai supplementari. Intanto fallo di Lamantia, contestato dal numero 8 della squadra blaugrana, e calcio di punizione per il Villarosa. Gaetano! Prendi età, dai, gioca! Paghetta, gioca, dai! Dunque calcio di punizione, sul pallone c'è Di Salvo. Siamo negli ultimi 20 minuti di partita. Parte Di Salvo sul muro, la palla che viene allontanata dalla difesa del Geraci, ma è ancora buona per Bangura. Il cross sul secondo palo, c'è Di Salvo che non può arrivare. Tanto c'è il cambio nel Geraci, esce Tomasello, c'è l'ingresso di Pirrotta, maglia numero 17. Dai Mano, dai Mano! Rilancio con il controllo di Camara, poi Cocimano. Cordaro in avanti, ancora Cocimano che subentra, da una mano Bangura, tocco per Cordaro con la mano. Calcio di punizione. Arbitro è dietro, per! Oh! Che c'è? Dietro! La battuta di Muro di questo calcio di punizione. Pecoraro. Lancio lungo, il controllo di Velardi. Velardi fermato. L'intervento di Camara. Fallo laterale. Mentre c'è a terra proprio Camara. Un nome fuori! Di nuovo giù, dunque Camara. Dai, dai! Messa già battuta. Muro. La palla messa verso l'area di rigore, allontanata prima da Lodico e poi da Ferrara. Ancora Geraci in possesso, palla lunga, Velardi fermato dall'ottimo intervento di Laudani. Laudani attende il piazzamento dei compagni, poi va con la battuta lunga verso Cordaro. Chiazzese ha letto il movimento e interviene, poi commette fallo. Calcio di punizione per il Geraci con Pecora in avanti. Camara che si è ripreso, recupera il pallone. Lancio lungo, interviene Chiazzese, poi Muro per Pecoraro. Lancio lungo, Velardi con la sponda ma non trova compagni da servire. Tanto sta per preparare un altro cambio. Il Villarosa dovrebbe essere Dabo a scendere in campo.
Dall'altra parte si scalda Sisei. Intanto Cordaro va giù, tutto ok per l'arbitro. La Mantia, fermato da Camarà che mette giù il pallone. Ancora Camarà. Tocco per Cimino, rimessa per il Villarosa. Intervento di Aversa, la spinta col gomito da parte di Cordaro. Siamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco, poi sarà il recupero. Stessa situazione di prima, sia Geraci che cerca gol per la semifinale. Villarosa che invece deve difendere questo risultato. Come vedete dal punteggio in alto a destra, 2-2 il complessivo, ma il doppio risultato di 2-1 Geraci e di 1-0 Villarosa premierebbe i ragazzi di Mister Polisi, che attaccano con l'avanzata di Cocimano. Cocimano in mezzo, la palla svirgolata da Cordaro che non riesce a colpire. E poi la rimessa per il Villarosa. Mardi col fallo laterale. Di testa Caponnetto, poi Arena. In avanti, in rovesciata, poi la Mantia, fallo di Camarà. Pecoraro andrà con la battuta lunga. Pallone che arriva dalle parti di Velarde, anticipato dal solito Camarà. Cimino, inseguito da Murò, torna sui suoi passi il numero 14. Murò recupera palla senza commettere fallo, prova a far viaggiare Velardi, ma ha capito tutto Laudani che fa il contrasto e c'è il fallo del numero 3 sul nuovo entrato Pirrotta. Sul pallone Muro. Vedremo anche se ci sarà l'opzione del tentativo verso la porta, ne mette 3 in barriera Amico, vuole cautelarsi sul primo palo. Ah, Pecoraro la stiamo su. Solo maglie bianche e 6 blaugrane in area di rigore, nessuno del Villarosa fuori dagli ultimi 20 metri. Fischia l'arbitro. Muro cerca la porta, non la trova, la palla che si perde fuori. Quindi c'era per pareggiare. Ancora tutto l'ultimo sulle due panchine. Probabilmente i padroni di casa, che ricordiamo sono orfani dal 20° del primo tempo di Mister Polisi, che è stato allontanato dal direttore di gara. Probabilmente effettueranno cambi solamente nei minuti finali, anche per spezzare il rush finale di questa partita. Qui ancora Camarà con recupero, Cimino passa, Cimino in area, poi Camarà, tiro respinto e in qualche modo interviene Corradino, anche se con qualche tema d'animo. Muro, Velardi cerca la sponda, poi Bangura con calma riesce ad andare via, il tocco per Lodico, Cimino la tiene, tocco ancora per Lodico, l'entrata di Muro, che ricordo è finito arbitrale insieme a Cimino nel primo tempo. Sì, ma Tony, decende qualcosa. Tanto è arrivato il momento del cambio, con l'uscita proprio di Cimino e l'ingresso in campo di Dabo, Mohamed Dabo. Marco! Dai, Bernazzi!
questi ultimi 11 minuti più recupero. Calcio di punizione sempre di Salvo sulla palla. Pallone nel mucchio, forse l'ha toccata Chiazzese, sarà calcio d'angolo ed è il secondo in favore del Villarosa. Ci sarà la battuta di Cocimano. Tutto chiuso il Geraci alla ricerca poi della ripartenza. Occhio però alla palla messa in mezzo, la mantiene, interviene, Caponnetto insegue la sfera ma non può arrivare e allora sarà rimessa nella metà campo avversaria per il Villarosa. Arriva Mardi con tutta la calma del mondo, come è giusto che sia. Poi Mardi con le mani. Dabo. Pizzo di merda, ti devo dare la palla! Poi Aversa, Arena. Come si chiama? Conate. Chiazzese. Palla per Pecoraro. Muro. Limite di Muro che perde palla. Allora attenzione alla ripartenza. Con l'avanzata proprio di Dabo. Dabo prende spazio, calcia. La respinta di Corradino. E poi Chiazzese che mette poi anche ad un passo da 2-0 in contropiede il Villarosa. Le proteste anche di Muro, evidentemente ritiene che ci siano troppe perdite di tempo. Ovviamente vedremo quale sarà la segnazione del recupero per una partita che sta vivendo di tanti momenti di tensione. Ovviamente la posta in palio è altissima, ci sono di fronte le due migliori squadre del girone C di prima categoria e stanno comunque dimostrando di poter giocare partite ad alti livelli. Stanno dimostrando di meritare quanto raccolto fin qui in campionato quando mancano 90 minuti alla fine della stagione regolare. Qui ancora Camara che sta giganteggiando al centrocampo. Qui sbaglia però predica calma Capitan Cordaro per la rimessa che verrà affidata a Lodico di Salvo. La palla per Bangura porta palla, temporeggia, poi allarga bene su Cocimano. Cocimano va a puntare con Ate, lo evita ancora Cocimano, tagliato fuori da Arena. Allora prova a ripartire il Geraci con il tocco di Caponnetto per l'avanzata di Chiazzese che si è portato in avanti come punta aggiunta. La sponda poi per Caponnetto, ancora Chiazzese che subentra. Velardi che si è allargato. Velardi, Arena. Viene fermato. Allora c'è l'avanzata di Camarada solo contro tre difensori del Geraci. Lo ferma Pecoraro che poi subentra ancora nell'azione. Sempre Pecoraro. L'entrata di Lodico giallo per l'autore dell'unico ma preziosissimo gol di questa partita. Che se abbiamo fatto bene i conti, il terzo in casa Villarosa. La battuta del calcio di punizione affidata a Muro. Palla che arriva nell'area di rigore del Villarosa con la deviazione che dovrebbe essere stata di Pirrotta. L'uscita di Amico. Forza ragazzi, forza! Amico va al rinvio. Vai Bangura, vai Bangura. Colpo di testa di Conate, poi Arena. Cercato Caponnetto, anticipo ai suoi danni da parte di Cocimano, sarà fallo laterale.
Konate. Silenzio porco! L'avanzata da parte di Aversa, poi Velardi con questo campanile, colpo di testa di Camara, poi Kocimano, Bangura, Kocimano riesce a passare, ma poi c'è l'intervento da parte di Aversa e spinge Geraci. Velardi fermato col fallo da Cordaro e deve anche stare attento che è stato appena ammonito. C'è un cambio con Sisei, ma dovrebbe arrivare dopo il cambio, prima il calcio di punizione. Ultimi 5 e mezzo il recupero. La battuta alla Mantia. Tutto in area il Geraci, fatto eccezione per Conte. Tutto in area invece il Villarosa. C'è il fischio del direttore di gara con la Mantia che smodella al centro, il colpo di testa, Pepe Corraro che prova a convergere per calciare lo scontro. Fallo laterale in favore del Geraci con Pepe Corraro che è rimasto a terra. Dove sei un uomo? Sono il primo! C'è che te da verde! Così sta a terra, buona! No, I sorteggi. Non fare i sorteggi. Si è rialzato Filippo Pecoraro. no, 2-2. Rimessa veramente difficile riuscire a inquadrare. Arriva adesso il cambio con l'ingresso di Saiku Sisei al posto di Lamantia. La trazione anteriore adesso il Geraci, non potrebbe essere altrimenti. Ultimi 4 minuti, poi recupero. La rimessa per Pecoraro. Pallone che spiova verso l'area di rigore, il colpo di testa a prolungare proprio di Sisei. Alla presa da parte di Amico. Batte lungo Amico. Colpo di testa di Bangura che mette in movimento Kocimano. Kocimano atteso da Konate. Kocimano va al cross, secondo palo, c'è Cordaro che si coordina, calcia! Palla fuori, non di molto, è andata ad un passo dall'Eurogol Cordaro. Sarà calcio d'angolo tra l'altro, con Kocimano alla battuta e con 2 minuti e 40 prima del 90esimo e quindi prima del recupero. La battuta di Kocimano, primo palo, allontana Arena da parte di Muro che poi calcia via Caponnetto trattenuto da Ferrara, calcio di punizione. Muro alla battuta, palla lunga, il colpo di testa da parte di Chiazzese, palla che si perde fuori. Gli ultimi 2 di gioco, poi recupero. C'è la battuta di Amico dal fondo di testa a Muro, poi c'è stato il sandwich su Camarà, il calcio di punizione già battuto da Di Salvo verso Cordaro. Sono in 4 contro 3. Cordaro va sul fondo, ancora Cordaro la propone al centro, Konate con qualche rischio, la palla viene tenuta lì, Dabo si libera, Dabo fermato da Arena. Non
ha avuto sangue freddo il numero 6 maglia bianca. Mardi si gira, poi allontana e trova Cocimano. Ultimo minuto di gioco in arrivo qui al comunale di Villarosa. Cocimano fermato da Sisei, tutto regolare per l'arbitro. Di testa Pirrotta verso Velardi, si muove accanto a lui Cazzese, ancora Velardi, la palla giocata lateralmente, ma ancora Ibrahima Camara che interviene. Allora attenzione alla ripartenza dall'altra parte con Cordaro che la tiene, raddoppiato, fermato, punizione per il Villarosa. Si gioca, Bangura, ancora Bangura, fronte alla porta, in area, Bangura, la palla per Dabo, Dabo ribattuto, è occasione che sfuma, ma attenzione a Lodico in mezzo a due, sta per scadere il 90esimo, è la palla che va fuori. Distruggiamo proprio. 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, che adesso va verso la panchina del Geraci. Cominciamo! C'è il cartellino rosso per l'assistente. Che inizia all'insegna della tensione, le proteste della panchina madonita, mentre intanto sono pronti 3 cambi invece dall'altra parte per il Villarosa. Se n'è già andato un primo e 10 secondi e 5 di recupero che non è neanche iniziato, a dire la verità. Adesso Vissermino che cerca di portare la calma. Ci sono anche dei cambi da effettuare per la squadra di casa. Io voglio la salsiccia condita! Io voglio l'insalata verde, con tutti! Ancora non si gioca dopo quasi 2 minuti di recupero già iniziati. Ovviamente se ne dovranno giocare 5 dalla ripartenza. Intanto il cambio, fuori Mardi, dentro Livolsi. Nel Villarosa saranno 3 i cambi come abbiamo detto. Sono pronti anche Raffan e Greco. Però per il momento cambi congelati, evidentemente vuole tenerli buoni per dopo. Tanto 2:35 oltre il 90esimo, deve ancora iniziare il recupero, quindi prepariamoci. 8 minuti di recupero. 8 minuti. Da capire se sono 8, Forse 8, ma ne sono passati. se sono 8 a partire da adesso o 8 considerando i 3 già trascorsi. Intanto occhio alla palla al centro, però non riesce a indirizzarla verso la porta Chiazzese. Avesse detto il 5 a parte d'ora. Non avesse detto, c'è nessuno che diceva 8. Calma! La logica vuole che se ha segnato 5 di recupero e ne sono passati già 3 senza giocare, diventano automaticamente 8. Quindi al 98esimo 3 fischi e partita finita. Sisei, Muro, Scodella, colpo di testa da parte di Rivolsi, poi Bangura prova a lottare, netto col fallo.
È finita! 16 minuti di recupero, full moto! A terra subito Di Volsi. Dai! Allargati, Tony! Ho vinto un altro carico! Calcio di punizione di Salvo. Palla lunga. La riesce a tenere almeno per un attimo Cocimano, ma sarà fallo laterale per il Geraci. Che può rimettere in gioco il pallone, colpo di testa di Cocimano. Arena mette giù, resiste ad una carica, appoggia a Konate. Konate fermato per un attimo dall'intervento di Cocimano, poi calcia via con il controllo da parte di Velardi. Fuori gioco di Claudio Velardi. Allora, calcio di punizione per il Villarosa, altri 3 minuti da giocare. No, 3, manca 6, questo 5 più 3. Altro pallone che arriva in campo, si gioca. Qui intanto la palla che arriva su D'Aversa, poi Dabo col dribbling affrontato, Dabo raddoppiato, D'Aversa gli porta via il pallone, Arena pulisce, poi la pressione anche su Murò che ricomincia da Pecoraro. Pecoraro lungo, però trova soltanto Cordaro. Dabo fa scorrere su Bambura, che forse eccesso di confidenza, porta il numero 6 Di Salvo, bruciato da Arena. L'intervento da parte di Cocimano, poi ancora Di Salvo con calma e Andiamo a Berlino! 1 minuto e 40 secondi. È finita! Chiama il cambio alla panchina del Villarosa, ma si continua a giocare. 6 col fallo. Calma! Di Salvo, calma! Signor contraffatto che invita tutti alla calma. È finita! 1 minuto e 10, ma ci sono i cambi da effettuare. Uscita dal campo di Cordaro per fare posto a Rape. Con l'arbitro che fischia per la rimessa in gioco del pallone, vedremo se farà recuperare il tempo perso per questo cambio. Rape subito messo in azione. Bangura se ne va, la corsa di Bangura che prende il centro sinistro, palla fuori, non di molto, a 20 secondi dalla fine. Ancora un minuto per l'arbitro. Recupero degno di una partita con VAR, ma qui il VAR non c'è ovviamente, solo tante perdite di tempo in questo secondo tempo. Dabo, Bangura, Sisei lo sposta, mette ancora fallo, lo stesso fallo di prima. Sia Di Salvo sia Camara che aiutano la folla, arringano il popolo di Villarosa che sta per completare un'impresa. Cocimano fermato da Konate, si gioca, è scaduto anche il minuto aggiuntivo, l'arbitro lascia giocare. Camara riesce a tenerla, passa ancora
Dabo esce in tempo dal fuorigioco e può allargare su Cocimano. Cocimano la palla sul destro, prova ad evitare Konate, se ne va sul fondo, Cocimano, la respinta, Corradino per ancora Cocimano, alla meglio su Konate, la palla però finisce fuori, il direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, ed è finita, il Villarosa, parte il Geraci, e si disputa il doppio punteggio, passa il turno, vola in semifinale di Coppa Sicilia di prima categoria, una partita intensa, decisa dal tiro cross beffardo da parte di Lodico, una partita molto divertente da seguire, che speriamo che voi avrete seguito bene da casa, grazie alle telecamere di Sportissimi. L'appuntamento ovviamente per i prossimi eventi targati Sportissimi, vi diamo l'appuntamento anche agli highlights che potrete vedere sul nostro profilo YouTube, sulle pagine social, sia Facebook sia Instagram, non appena saranno pronti, perché la partita sarà intensa, la partita sarà molto divertente, ma intanto la festa è tutta del Villarosa, che adesso si va a prendere l'abbraccio e il punto della vincente. Siamo qui dal comunale di Villarosa inquadrando il man of the match, ovvero sia Antonino Lodico, a segno per il gol che vale l'accesso in semifinale di Coppa Sicilia di prima categoria. Ribadendo il punteggio, Villarosa 1, Geraci 0. Un ringraziamento a chi ci ha seguito e siete stati tanti. Appuntamento alla prossima.